Ben ritrovati di cuore anche oggi, giovedì 27 febbraio 2025. È giunto il momento di presentare l'ospite, un gradito ritorno, quello di un caro amico, Corrado Callegari, prima il Veneto e per opportuna conoscenza già parlamentare della Lega Nord. Quella di Bossi, eh? Quella di Bossi. Perché non voglio essere confuso con altre leghe. Sappiamo che sei un bossiano convinto. Grazie per aver accettato il mio invito e perdonami se ho un po' la voce rauca, mali di stagione. Innanzitutto come stai? Io bene e ti ringrazio perché sai che io vengo sempre volentieri qua da te. Sei un fedelissimo. Sei un amico e sei un giornalista come pochi, sai che io ti stimo sempre. Insomma. Ti ringrazio. Ho il coraggio di dire quello che penso, non ho tessere politiche in tasca, sono un elettore del centrodestra e non mi vergogno di dirlo, però affronto sempre tematiche di attualità. Siccome oggi c'è stato lo sciopero dei magistrati e noi avevamo, grazie alla intermediazione del mio amico Corrado, contattato Roberto Castelli, il non dimenticato guardasigilli, cioè ministro della giustizia. Prova a chiamare il ministro Castelli, l'ex ministro Castelli, vediamo se ci può aiutare. Intanto tu cosa ne pensi di questo sciopero dei magistrati? Mi sembra che quasi l'80% dei magistrati abbia aderito a questa manifestazione. Abbiamo il ministro Castelli. Ministro Castelli, ci ascolta? Ci Buonasera. Buonasera. Ciao Roberto. Ciao. Innanzitutto la ringrazio di cuore per la sua disponibilità. Grazie. Grazie a voi. Cosa ne pensa di questa agitazione dei magistrati? Ma guardi, io credo che sono quello che ha il recordman italiano e forse mondiale di scioperi che ho ricevuto dai magistrati, che ne ho ricevuti durante i miei 5 anni di castigo, ben 4. Sono una manifestazione che loro considerano di grande opposizione al governo, ma che poi in fondo lascia un po' il tempo che trova. Un'osservazione sui dati di adesione allo sciopero. Loro l'hanno misurato, almeno a quanto mi risulta, calcolando i magistrati assenti oggi dagli uffici. E quindi è venuta fuori questa cifra molto alta. Ma voglio ricordare che è prassi che spesso il magistrato in ufficio non ci va, quindi in realtà l'adesione è sicuramente inferiore, ma questo non conta molto. Voglio dire che questa riforma, che io condivido ma che non giudico comunque sufficiente, in realtà continua a preservare una questione unica in tutto il mondo occidentale, in tutte le democrazie occidentali, per le quali anche il pubblico ministero gode di tutte le guarentigie dei giudici, che è un unicum che esiste soltanto in Italia, che naturalmente fa molto comodo al PM e a tutta la magistratura, perché il PM di fatto è legibus soluto e può iniziare tutte le inchieste che vuole senza di fatto rispondere a nessuno, e questo direi che va a inficiare di molto l'equilibrio dei poteri. Il principio di Montesquieu della separazione dei poteri non è assolutamente rispettato in Italia. E quindi ben venga questa riforma che comunque un po' comincia a mettere a posto le questioni. Io questo è il mio parere. Mi scuso se continuo a chiamarlo. Uno è stato ministro e rimane ministro per me sempre. Senta, ministro Castelli, le confesso che io speravo tanto che l'attuale guardasigilli, il dottor Carlo Nordio, facesse di più. Secondo me ha trovato di fronte un muro, quello dell'opposizione, quasi invalicabile, anche
per Sergio Mattarella. Secondo lei mi sbaglio se dico che Carlo Nordio si è dovuto un po' arrendere di fronte allo strapotere dei magistrati? Ma diciamo che l'ho vissuto anch'io nello stesso modo. In Parlamento si trovano grossi ostacoli. Intanto ricordo che tutti i Presidenti della Repubblica sono stati eletti sempre da maggioranze di sinistra e questo conta parecchio. Purtroppo. In secondo luogo, anche all'interno della maggioranza, io ricordo che ai miei tempi c'erano Casini e Fini che ci dissero comunque la Costituzione non si tocca, quindi ci tapparono le ali già subito dall'inizio. Nordio sta trovando una maggioranza più coesa e sta facendo comunque un buon passo avanti. Credo sia un primo passo verso arrivare a che cosa? Arrivare a una separazione dei poteri che sia quella che c'è in tutti i paesi democratici occidentali e che invece in Italia non c'è perché avendo abolito l'articolo 68 nel 1993 e ahimè io sono uno dei colpevoli che fece questa cosa, quindi lo ammetto, di fatto è stato un po' vulnerato questo principio di uguaglianza e di separazione dei poteri. Oggi da allora la magistratura prende il sopravvento sulla politica. Quindi sembrerebbe che in questo momento si comincia un po' ad equilibrare le cose. Comunque, Ministro, io sono quanto mai convinto che il potere giudiziario prevale su tutto. A noi hanno insegnato a scuola che esistono i due poteri, quello esecutivo che spetta al governo e il potere legislativo che spetta alle Camere, però quello forte veramente che si fa rispettare il potere giudiziario. E cosa ne pensa delle dichiarazioni di Palamara? Io sono veramente sgomento nel pensare che di fronte a delle dichiarazioni palesi di Palamara non sia fatta un po' di pulizia. Il palazzo regge ancora, il potere regge ancora. Cosa ne pensa delle dichiarazioni dell'ex segretario di Magistratura Democratica? La prego. Palamara ha svelato documenti alla mano, perché ricordo che nessuno mai lo ha querelato, e quindi questo è assolutamente significativo, quindi ha detto assolutamente delle verità documentali. Quello che tutti noi addetti ai lavori sapevamo ma che non si poteva dire, quindi questo coacervo, questa commistione, questo dominio delle correnti nel mondo della magistratura. Ha svelato un sistema che in un paese normale avrebbe dovuto far verificare una rivoluzione. Invece qui non è successo quasi niente, c'è stata qualche divisione, qualche componente del CSM, ma quello che mi ha colpito più di tutto è stato il silenzio assordante del Presidente della Repubblica. Bravo. Che ricordo che era anche Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Questo veramente credo che sia stato un vulnus al sistema democratico italiano. Sono rimasto veramente deluso sotto questo punto di vista. E poi Palamara ha detto una cosa che non è stata, credo, riportata nel libro, o comunque riportata dai giornali di una sua intercettazione, il famoso dialogo con un collega in cui si dice Salvini ha ragione, sì, però bisogna dargli addosso, quindi la dimostrazione patente, la pistola fumante che parte della magistratura agisce con azioni di natura politica e non giudiziaria. Questo deve finire assolutamente. Lei sa meglio di me, signor Ministro, che la gente, il cittadino, il popolo, che per me è sovrano, non ha fiducia nella magistratura. Penso che lei ne sia ben consapevole alla luce di tanti avvenimenti. Per esempio una critica che il popolo, e ne sono convinto di quello che dico, muove ai magistrati è che non pagano mai. Perché secondo lei? Perché anche lei avrà affrontato questo problema.
perché i magistrati non pagano per i loro sbagli? È consentito dalla Questo è Costituzione. un tema molto 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 delicato, perché logica vorrebbe che essi dovessero pagare. Però Come va tutti. affrontato, direi, con grande prudenza, raziocinio. Faccio un esempio: ammettiamo che un magistrato mette sotto accusa anche soltanto dal punto di vista civile, quindi con richiesta di danni, Amazon o Apple. Questi gli scatenano addosso una controcausa per tutta la vita, quindi bisogna stare molto attenti su questo tema. Sicuramente credo che bisognerebbe intervenire da un lato sul dolo, ecco, questo dovrebbe essere... Sì, ma io mi riferivo a questi casi clamorosi, evidenti, attenzione, quando c'è proprio sì, l'errore. È un tema che non è ancora stato affrontato in maniera seria, direi approfondita nel nostro paese, perché è materia che scotta ancora di più della separazione delle carriere. E ci sono degli elementi anche oggettivi che ci dicono che bisogna agire con grande salis e prudenza, però è un altro tema che va assolutamente affrontato, perché una cosa che è chiara: io sento i magistrati dire che sono cittadini come gli altri, non è vero. Il magistrato è un cittadino che è al di sopra e al di fuori della legge, è legibus soluto, è un privilegiato, ha una serie di garanzie che i cittadini ormai non hanno, e bisogna quindi che sotto questo punto di vista venga impedito che facciano quello che vogliono. Questo è un dato, perché ci sono delle inchieste che sono patentemente di parte, e allora lì sì che bisognerebbe intervenire con dei provvedimenti. Oggi il magistrato in Italia ha troppi poteri, su questo non c'è nulla. Bravo, esattamente. È quello che pensano gli italiani. Signor Ministro, io ho un sogno nel cassetto. Prima di morire vorrei vedere un... Prima di morire io o lei? Io. Vabbè. Lei è giovane vicino a me. Scusi la battutaccia. No, ci sta. Prima di un sogno mio nel cassetto, perché io ho una certa età, lei è giovanissimo. Sono più vecchio di lei. No, purtroppo non è così, le assicuro che non è così. Al di là dell'età anagrafica, io mi chiedo perché tutti i presidenti sono stati eletti fra quelli del centro-sinistra. Il mio sogno è quello di vedere un presidente del centro-destra. L'unico presidente, lo dico anche nelle mie rubriche, l'unico presidente che a me è piaciuto, che ho stimato tanto, è il presidente picconatore Francesco Cossiga. Cosa ne pensa lei di Cossiga? Cossiga è stato l'unico che ha tentato comunque di fare il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, intervenendo su alcune storture del Consiglio stesso. Io ricordo che ci fu una circostanza per la quale Cossiga mandò i carabinieri a CSM, quindi dimostrò che non era completamente appiattito sulle posizioni della magistratura, ma intendeva svolgere concretamente il suo compito di Presidente. Quindi io per così l'ho conosciuto abbastanza bene e di lui conservo sicuramente una stima, per cui condivido la sua analisi. E quel sogno lì ce l'ho anch'io, che finalmente possa essere eletto un Presidente della Repubblica proveniente che non sia, ma non proveniente da centro-destra, che non sia sempre proveniente dalla sinistra, perché veramente poi potrei raccontare tanti episodi che Sicuramente non è il caso. lei ha ha più esperienza di me, visto il ruolo da lei ricoperto. Lei sa benissimo e ricorderà una dichiarazione storica di Cossiga, quando si è espresso in questi termini: se hai la magistratura dalla tua parte, governi sempre tranquillamente. Condivide il pensiero cossigiano relativamente a questa sua uscita, a questa sua affermazione sulla forza, sulla vis della magistratura in Italia?
Ma basta vedere cosa è successo in questi ultimi 30 anni. La magistratura ha colpito indiscriminatamente sia a destra che a sinistra. La sinistra che si illudeva di poter controllare la magistratura, mi ricordo negli anni 90 ha dovuto poi subire, anche loro hanno dovuto subire le incursioni della magistratura. Ricordo che sono stati in questi ultimi anni mandati a processo 10 presidenti di regione, i quali hanno dovuto quasi tutti dimettersi, l'unico che non si è dimesso è stato Fontana, e poi su 10, 8 sono risultati innocenti. Ecco, credo che questa sia una stortura secondo la quale la politica si prende la briga di selezionare la classe dirigente politica italiana regolarmente eletta, che deve essere interrotta. Quindi io dico che fanno bene adesso gli uomini di governo che sono sotto inchiesta della magistratura non dimettersi, perché bisogna essere garantissimi e garantisti fino in fondo. Mi consente, io sono ormai segretario del Partito Popolare del Nord, che sicuramente è molto in polemica con la Lega, però l'onestà intellettuale mi dice che la vicenda Salvini è stata veramente una vergogna e non deve più succedere. E ben venga che sia stato assolto, questo va detto con grande chiarezza. Ministro, lei deve sapere che io ho dei punti di riferimento nella mia vita. Ho apprezzato, amavo tanto, non mi vergogno di dirlo, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non è un caso che nelle mie trasmissioni da anni faccio vedere la foto di quei due valorosi magistrati. Purtroppo erano troppo onesti e li hanno eliminati. Un suo pensiero, la prego, sulla figura, sullo spessore di questi due per me valorosi magistrati, servitori dello Stato. Ma io non esito a definirli, ma senza retorica, due eroi, perché sapevano che stavano rischiando la vita e non si sono fermati. Quindi da un punto di vista veramente tecnico, direi, senza nessuna retorica, sono stati due eroi. E non a caso io conosco meno la figura di Borsellino, conosco di più la figura di Falcone, perché lui lavorò poi al Ministero della Giustizia. Perché fu costretto a venire al Ministero della Giustizia? Perché era osteggiato dalla sua classe, dalla classe dei magistrati. Quindi adesso tutti si schierano e giustamente dalla parte di Falcone, ma ricordo quando Falcone operava in vita, venne osteggiato pesantemente da molti magistrati, addirittura qualcuno lo accusò di aver organizzato lui stesso un attentato per farsi pubblicità. Queste cose non vanno assolutamente dimenticate. Ministro, io direi di concludere questa bellissima intervista da parte del mio amico Corrado, un suo consiglio. Io vorrei che Corrado Callegari facesse parte del suo gruppo, è una mia speranza. Ti lascio al Ministro, concludi tu questa intervista. Roberto, tu sai che io con te sono in contatto, quindi non è detto che continuiamo la nostra collaborazione come abbiamo fatto fino a... Io apprezzo il tuo movimento e sai che mi sono mosso anche in Lombardia per cercare di... Vogliamo ricordarlo il movimento a beneficio dei telespettatori? Partito Popolare del Nord. Partito Popolare del Nord. Che è anche un bel nome. Però volevo proprio ritornare anche solamente brevemente su quello che ha detto il Ministro Castelli sul discorso del 1993, perché purtroppo le persone dimenticano e non sanno che cos'è successo, perché nel 93
si è rotto quel meccanismo che la Costituzione prevedeva dei due poteri che non potevano prevaricare uno sull'altro, uno era col potere politico e l'altro della magistratura. Siamo stati noi cittadini, io compreso, ad aver attuato questo disastro che è stato fatto. E qua è giusto anche l'intervento, quando adesso si parlava della responsabilità dei magistrati, quando Roberto ha detto che bisogna fare attenzione prima di smuovere qualcosa, perché puoi creare un danno enorme. Quella volta là, nel 93, si è creato un danno enorme, perché quando si parla che sono 30 anni che le cose non stanno funzionando, soprattutto con la magistratura, è perché i 30 anni fanno riferimento al 93, dove è stato creato un danno. Prima, se vi ricordate, non c'erano questi contrasti forti tra la magistratura e la politica, non c'erano tutte queste indagini fasulle o veritiere che c'erano, ma che comunque danneggiavano le persone. E lì purtroppo è una responsabilità anche di noi tutti, che abbiamo modificato il principio che aveva la Costituzione di due poteri che non potevano prevaricare uno sull'altro. Noi abbiamo tolto la garanzia al potere politico, e questo è quello che è successo. Da quel momento là sono esplosi in tutto. Ed è difficile ritornare indietro, perché neanche adesso questa riforma che sta facendo Nordio della separazione delle carriere con enormi difficoltà riporta la situazione al punto di partenza. Quindi quando si fanno delle modifiche bisogna veramente pensarci 10.000 volte. Invece noi tutti, sulla scia di quel periodo tra il 92 e il 93, tutti ci siamo buttati a capofitto su questo discorso qua. Ministro Castelli, condivide l'analisi fatta da Corrado? Condivido al 100%, anche se io sono stato uno dei colpevoli che ha votato questa riforma. Oggi me ne pento, dico soltanto che forse allora il momento storico ci costringeva. È stato un grossissimo errore che andrebbe sanato. Quindi prima di salutarvi mi consente salutare l'amico Corrado, di cui ho una grandissima stima, con il quale spero in futuro di collaborare, magari per dare anche il nostro contributo a rimettere un po' a posto questo paese bellissimo, ma per certi versi disgraziato che è l'Italia. Ministro Castelli. Ti ringrazio Roberto, e la stima lo sai benissimo che è altamente reciproca. Grazie. Io la ringrazio. Buonasera a tutti, buonasera ai vostri telespettatori. Mi scusi Ministro, mi senta, sappia, glielo giuro su Dio, non lo dico per piaggeria, no? Io sono abituato purtroppo a dire quello che penso. Lei è stato uno dei politici che io ho apprezzato di più. Grazie per quello che lei ha dato al nostro paese. Arrivederci. Comunque sono ancora solo in pista, non mi arrendo per cercare di liberare un po' la Padania. Grazie. Me lo auguro. Arrivederci, buonasera. Ciao, grazie. Arrivederci. Grazie a te per la possibilità che mi hai dato di coinvolgere il Ministro Castelli. Credimi, l'ho sempre visto positivamente. È una persona seria che ha sempre dato il suo di spessore. apporto alla politica, quando apriva bocca sapeva quello che diceva. Sempre equilibrato, e quindi non posso che parlare bene di lui. Infatti è una delle persone con cui sono in contatto. Allora, avete sentito l'ex ministro della giustizia, poi è stato anche vice ministro per le infrastrutture, sì, nel secondo governo. Ma a me premeva coinvolgere Roberto Castelli sul dicastero della giustizia, anche perché oggi c'è stato lo sciopero dei magistrati, quindi è capitato a fagiolo. Quindi, vedi, sì. Non è corretto che i magistrati, ma è quello che mi dà fastidio, vadano in sciopero mostrando la Costituzione, no? E la Costituzione è stata modificata nel 93, capito? Cioè l'equilibrio è stato modificato, quindi bisognerebbe fare un ritorno alle origini per paventare questa loro tesi, capito? Buonasera. Buonasera Enzo, buonasera Corrado, sono Nando da Pioltello. Buonasera Nando. Un carissimo ma davvero caro saluto a Roberto Castelli. Volevo anche ricordare a chi non lo sapesse, in Lombardia lo sappiamo, nel resto d'Italia no,
che Roberto Castelli è l'unico politico di livello nazionale che ha avuto gravi problemi di salute a causa del vaccino Covid. Evidentemente a lui hanno iniettato quello vero, come i poveri cristi, e non acqua fresca come qualche presidente, qualche ministro e tanti onorevoli. Io però volevo parlare di un altro leghista della prima ora, volevo un parere anche da Callegaro, un leghista del 93, Castelli, che era il sindaco di Milano, Marco Formentini. Io mi ricordo che nel 93 la base della Lega, molto sanguigna, i Callegaro di Milano e dell'Interland, non avevano tanta simpatia per Formentini. Molti volevano che si candidasse sindaco di Milano Umberto Bossi, molti volevano che si candidasse Piergianni Prosperini, però alla fine della fiera la scelta di Marco Formentini è stata vincente, perché Milano è una città difficile, una città radical chic, è la città della ZTL, e quindi al ballottaggio gli altri forse non ce l'avrebbero fatta. Con uno come Formentini, di cultura liberal democratica e riformista, abbiamo vinto anche il ballottaggio e per l'unica volta la Lega ha governato Milano. Io sono uno di quelli che hanno la motosega nella mano destra e il Kalashnikov nella sinistra, però forse un candidato un po' più moderato, un ciccino più tranquillo potrebbe essere utile alle prossime elezioni di Milano, perché sia in città sia nell'Interland delle pirlate di Beppe Sale, della mancanza di sicurezza, ci siamo veramente rotti le balle. Ciao Corrado, dimmelo cosa pensi, ciao. Grazie Nando. Indubbiamente il sindaco Formentini, la scelta di quella candidatura è stata felicissima, azzeccata, felicissima, perché Milano, lo ricordo anch'io. Milano è una città difficile dove non poteva essere candidato uno estremista, un duro, sembrava uno che avesse la capacità di mediazione. Formentini è stata una scelta dopo ha fatto anche lui fatica a governare Milano, perché Milano non è una città semplice. Poi comunque nel 93 abbiamo fatto un'infornata di sindaci dappertutto. Ricordo che anche nella mia sfortunata provincia abbiamo preso Chioggia quella volta con Venezia. Abbiamo preso a Venezia è andato al ballottaggio. La mia provincia, sì, scusami, è quella di Venezia, e lì abbiamo preso il sindaco a Chioggia, che era la piazza più importante dopo Venezia nella provincia. Quindi è stato un momento magico, particolare di rivoluzione. Purtroppo quei tempi adesso sono un po' passati, io sono felice di averli vissuti. Se dipendesse da Enzo Spatalino, te lo giuro, io metterei Roberto Castelli come primo cittadino di Milano, e le cose sono convinto che cambierebbero, ma tante. Buonasera, chi è in linea? Buonasera Spatalino, sono Anna da Venezia e saluto Corrado. Ciao Anna. Buonasera. Ciao carissimo. Buonasera. Sai che noi siamo stati militanti proprio in quel momento storico bellissimo, indimenticabile, che quindi non si ripeterà più. Perché purtroppo andando a Roma con queste coalizioni che a me non mi vanno, perché a me la Meloni sinceramente non mi va, la destra a me non mi va, questa destra, ma Spatalino innamorato, perché vedi Corrado, gli italioti o i veneti, gli piace essere presi in giro. Tanto dice, ci votano lo stesso, sono aumentate adesso tutte è aumentato tutto, quanto la luce, il gas, l'acqua, tutti i servizi, però la gente ancora ci crede nelle barzellette, dove che lei si fa una villa di 1,5 milioni di euro, ma Spatalino, lei che è un pensionato, non pensa a queste cose, i pensionati non pensano a queste cose qua, non hanno aumentato anche gli altri, sinistra e destra sono uguali. Però una cosa, Corrado, devo dirti, la Lega è sempre stata brava a governare, però vedi, avete fatto della Lega, con la scusa che non siamo mai andati d'accordo tra di noi, mai, anche nelle riunioni, ti ricordi? Però non bisognava svuotare il partito, perché adesso avete fatto tanti piccoli partiti veneti e dopo non si conclude niente. Invece il partito lo potevate attaccare dall'interno, come ho sempre fatto io, e non gliene mandavo a dire, e anche adesso non gliene mando a dire.
Tanto è vero che Padrini ha detto che sono una leghista mascherata, perché se non mi va una cosa non mi va, hai capito? E questo è il fatto. Allora dovevate riunire tutte queste lighe venete, no? Non fare tutti questi Indipendenza Veneto, come è stato bravissimo Comencini, per me Comencini è stato bravissimo. Anche tu sei stato bravo, guarda, tu Comencini eravate una propria meravigliosa. Comunque io sono sempre una leghista, non sono mai stata venetista, però io non tradirò mai i miei ideali, non li tradirò mai per un altro partito. Hai capito, Corrado? Ciao, vi saluto Fradalino, ciao Corrado, piacere di averti visto e spero di rivederti ancora. Ciao Anna, certo, io sono sempre in prima linea. Buonasera a tutti e due, grazie. Io non mi un commento arrendo a questa telefonata, anche perché ti ricorda tante cose. Beh sì, gli anni ruggenti della Lega, prima dell'alleanza di fine anni 90 con Berlusconi, quindi quando c'era tanta gente che girava per le sezioni, perché in quel momento là la Lega era proprio trasversale, c'era gente di sinistra, c'era gente di destra, di centro, perché c'era tanta rabbia per quello che era successo con Tangentopoli, con tutta la crisi economica che era venuta avanti. E c'era la fiducia per dirti in che Umberto Bossi. a me ha insegnato a attaccare i manifesti uno che era un operaio di Marghera, specializzato proprio ai tempi della sinistra di tapezzare tutte le città dei manifesti. Mi ha insegnato lui a fare la colla, a fare queste cose qua, perché io da ragioniere bancario non avevo molta dimestichezza con queste cose qua, quindi per dirti, però era un momento in cui tutti ci si dava da fare e c'era l'Anna che era una di quelle da prima linea, insomma, sempre presente. Io ho un ricordo bellissimo di questa signora. Purtroppo anch'io ce l'ho un ricordo particolare, lei mi attaccava 20 anni fa. Ma lei Mi diceva, allora, lavoravo a Serenissima Televisione, la mattina mi chiamava alle 6 della mattina, mi diceva su di tutto e di più. Però vedi, ho mantenuto i rapporti. Ma lei è diretta, cioè non ti dice come fanno altri dietro, no? Lei è diretta, anche a me ne ha dette di tutti i colori, ma anche oggi non mi ha detto che dovevamo stare tutti insieme, non dividersi, fare tutte queste cose qua. Però mi ha attaccato, ma io la stimo perché era una persona che si è sempre data da fare, non era una chiacchierona di quelle che per dire adesso non è moda. È verace. Lei era sempre presente, quindi io posso solamente dir bene di questa signora. Voglio ricordare che quando abbiamo fatto diciamo, l'analisi dei costi standard ai tempi dei decreti del federalismo fiscale con cui si voleva equilibrare le spese pubbliche dal nord al sud, la Calabria era quella che era senza bilancio della sanità. Cioè, io non so come era possibile di un'amministrazione pubblica che non avesse il bilancio della sanità. Assurdo. Che è la spesa, voglio ricordare che la sanità in una regione solitamente è la spesa pari all'80% della spesa. Era senza bilancio. Questo lo dice lunga. Quasi tutti i bilanci della sanità delle regioni del sud purtroppo sono tutte in deficit, devono essere tutte ripianate, nonostante ci siano i cittadini che pagano anche loro l'SSN, le tasse, quelle sulla sanità, e dopo molti di loro sono costretti a venire a curarsi qua al nord perché gli ospedali, ma questa è una cosa risaputa, cioè non è una cosa di ieri. Io ringrazio ancora il mio amico Corrado Callegari perché mi ha dato la possibilità di intervistare il guardasigilli, l'ex guardasigilli, che ho sempre apprezzato. Gli dicevo, vi do la mia parola d'onore, che aveva un modo di fare lontano dai riflettori, mai polemico. Secondo me è stato uno dei politici che io ho apprezzato e ho amato di più, Roberto Castelli, e mi auguro che possa ritornare in pista, quella giusta. No, ma lui è già in pista. Quella giusta romana. Lui è uscito dalla Lega di Salvini perché ovviamente non si riconosceva più nelle scelte politiche. Anche lui è stato uno della Lega delle origini di Bossi. Pur essendo un lombardo. E quindi ha fatto questa scelta sofferta perché lui è stato in Lega più di quanto sono stato io e quindi
Però ha fatto questa scelta, adesso ha fondato questo movimento che si chiama il Partito Popolare del Nord, che è attivo in Lombardia e anche in altre parti, perché ha partecipato anche alle elezioni regionali in Liguria, alle ultime per dire, no? E noi veneti siamo ovviamente in contatto con loro, perché ovviamente il Veneto è il Veneto, la Lombardia è della Lombardia, però se ci sono azioni comuni che si possono fare, ovviamente... Via Caselli, io sono a vostra disposizione. Se lui mi infatti volesse questo... onorare una sera, magari poi dopo lo portiamo a mangiare un bel risottino dai nostri amici, ecco. Cerca di organizzare. Hai mandato libero ad organizzare, va bene? Traendo spunto da questa telefonata, ti coinvolgo. Ma guarda, è possibile che dopo 3 anni non abbiano mai trovato la possibilità di trovare un accordo e adesso viene il tycoon statunitense e nel giro di pochi... Enzo, bisogna capire il motivo per cui si è scatenato tutto questo. Questa è la classica americanata, io dico, perché l'America dal secondo dopoguerra ha fomentato in giro per tutto il mondo queste situazioni. Sono dei guerrafondai di americani. Non è la prima volta che succede. È vero. Adesso qual è il risultato che ha l'Ucraina, che ha dato retta a qualche sponsor americano, adesso non so chi ci fosse dietro. E anche l'Europa ha soffiato. Allora, l'Europa si aggrega e hanno sempre... fatto quella figura di cacca. Ma perché l'Europa si aggrega sempre a quello che fanno gli americani, perché gli americani ordinano e l'Europa esegua. È sempre quello che succede. Anche noi siamo schiavi. Ma adesso qual è il problema? Che Zelensky ha distrutto il paese, fatto migliaia di morti giovani, ma non solo, ma adesso il paese verrà spogliato delle risorse e delle materie prime, perché una parte se la prenderanno i russi nelle regioni che loro hanno occupato e l'altra se le prenderà l'America per farsi restituire i soldi che ha prestato. Punto. Gliel'ha detto chiaramente, non c'è altra cosa. L'Europa è rimasta col cerino in mano perché arrivando Trump che non gli interessa niente né dell'Ucraina, di questo, gli interessano solo i soldi, d'accordo? Questo ha tagliato corto, ha detto io voglio i 500 miliardi di dollari che ti abbiamo prestato, non li hai, mi dai le materie prime, le famose terre perse. Questo è il discorso di fondo. Zelensky, se sarà fortunato, troverà asilo in Francia o da qualche altra parte, perché io ritengo che in Ucraina non lo possa più vedere nessuno dopo quello che è successo. È odiato, sì, dai suoi connazionali. Coinvolgiamo Corrado Callegari su uno dei temi che ho trattato nell'opinione. C'è un sacchetto a perdere, perché di sacchetto a perdere si tratta, ok? Già aveva violentato un bambino. Perdonato dal giudice, ha adescato un bimbo in un parco, l'ha portato in un garage e ha detto ti faccio vedere la bici, un rider marocchino, e senza alcuna pietà lo ha violentato, lo ha abusato. Poi dicono che io ce l'ho con questi stranieri, ma io ce l'ho con questa tipologia di stranieri, questa feccia africana che non dovrebbe stare in Italia. Questi selvaggi. E per chi mi vedesse la prima volta, io per sacchetto a perdere intendo quella persona che non serve alla società, come in questo caso, come vuoi definire sto selvaggio che ha abusato di un bambino di 9 anni? Ecco, dammi un tuo parere. Diciamo io a volte urlo troppo, chiedo scusa. La questione della pedofilia è un qualcosa che c'è sempre stato, adesso si è implementato perché ma non bastavano i nostri, adesso anche gli africani. Perché sono arrivate centinaia, migliaia di persone da altri paesi, sono fuori controllo, non sono tenuti, diciamo, a bada, dopo succedono queste cose qui, perché ovviamente ti arriva di tutto, quindi non ci sono solo quelli che una volta erano i nostri, perché vedi che adesso i carabinieri, anzi la polizia postale sta facendo indagini su quelli che si scambiano. Ma viene la freccia africana, perché i buoni restano dalle loro parti. Ma se noi non siamo, gente senza arte e senza parte. Noi non siamo stati capaci di filtrare queste situazioni. E poi ti dico anche una cosa, perché io parlo sempre della mia città
Mestre, ma qua lo devo dire. L'altro giorno hanno sfilato per Via Piave due parlamentari, uno della commissione della sicurezza, che era il questore, il prefetto, roba del genere, e tutti a dire che la periferia di Mestre, in questo caso Via Piave, non è peggiore di tante altre cose, ovviamente di altre città. Ma io dico, queste persone che sono venute lì non sono di Mestre, perché uno era da Roma e uno da un'altra. Non sanno niente. Non sanno niente, ma io gli ho detto ai cittadini di Mestre, cioè mestrini, non potete lamentarvi, perché se dicono che va tutto bene, che non ci sono problemi, che la città è vivibile, cosa volete fare? O date una pedata sul sedere a questi politici che vengono e li mandate tutti a casa e dite adesso è ora di cambiare, è ora di finiamola. Bravo, grazie. E di fare qualcosa di diverso. Insomma, questa è la situazione. Cioè, o si pensa di dare una registrata a questa situazione, se no non ne veniamo fuori, sarà sempre peggio, domani sarà sempre peggio. Io volevo... Posso solamente un minuto solo? Prego. Io, siccome la signora prima ha parlato che ha una sua preoccupazione, no? Io ne ho un'altra da una notizia breve che ho letto sulla stampa di oggi. È il fatto che è una notizia importante, È una notizia importante che, se è vera, è veramente... È allarmante. È allarmante. Allora, c'è stato un politico locale, veneto, che ha segnalato, chiedendo spiegazioni, che sembrerebbe che ci fosse una trattativa tra i francesi e la conduzione di Save, che è quella che gestisce l'aeroporto di Venezia, che ricordo è il terzo aeroporto per importanza d'Italia. Conosciuto come Marco Polo, l'aeroporto Marco Polo di Venezia. Sembra che i francesi stiano acquistando l'80% della proprietà di questo aeroporto, perché è gestito da privati, perché la Save è una società privata, ma è una società che ha usufruito di contributi di vario genere, dai comuni e da queste cose. E io sono allarmato da questo. Io spero che qualcuno darà una spiegazione se è vera questa questione, perché se non è vera, perché ricordiamoci, cioè, ci sono tanti dipendenti, tanti lavoratori. Diciamo che il parlamentare di Fratelli d'Italia ha preso le distanze e ha detto che la dichiarazione resa dal politico che è della Regione Veneto ha parlato per conto suo. Perché ha segnalato questo, ha chiesto spiegazioni, ma non hanno detto non è vero. Cioè, questo che mi preoccupa. Secondo me si è sfilato, ha fatto come Ponzio Pilato. Nella spiegazione se c'è qualcosa è colpa doveva sua. dire no, è una fake news, non è vero. No, fa le dichiarazioni che ha fatto, io prendo le distanze. Se puoi seguirla questa questione? Se puoi seguirla, poi mi informi. Certo, visto che riguarda la tua Venezia. Che preoccupa tutto il territorio veneto. Io spero che qualcuno dia una spiegazione. Basta, ecco, questo io volevo un attimo informare chi non avesse letto questa notizia sui giornali. Bene, io leggo qualche messaggio. Saluti a te Enzo, al tuo ospite Corrado Callegari, e grazie a Roberto Castelli per la preziosa testimonianza. La Voce d'Italia si conferma anche stasera un riferimento unico e inimitabile per l'informazione nazionale e non. Dunque, poi eccoci anche la nostra sentinella di Albignasico, la Marzia. Ciao Enzo, buona serata, un caro saluto a te e al tuo ospite Corrado Callegari. Complimenti per la trasmissione e per il collegamento con Roberto Castelli, che ho apprezzato moltissimo. Grazie Marzia, non mi dimentico mai di te. Allora, per far vedere che ci tengo, 3 rose, 3, si dice che sei il numero perfetto, no? Tre rose. Mi piace questa comunicazione. Esattamente. Poi c'è una fedelissima Virgiliana, Daniela di Mantova. Caro Enzo, ciao, un cordialissimo buonasera al tuo ospite, signor Corrado Callegari. Pensa, Enzo, che io e la mia famiglia siamo nati politicamente con la Lega di Bossi. Bello, bravi. Ebbene, il ministro Roberto Castelli è stata una delle poche persone, insieme a Bossi, che abbiamo stimato da subito e che mai ci ha deluso. È stato un piacere grande sentirlo. Lo devo a lui, Non è merito mio, è merito di Corrado Callegari. Buonasera Enzo, un cordiale saluto a Corrado Callegari,
ottimo intervento di Roberto Castelli mi ha fatto tornare in mente i bei tempi. Hai visto? Sì. Hai visto cosa ha voluto dire Roberto Noi Castelli? siamo fortunati perché li abbiamo vissuti. Quando si partiva con i pullman per andare a Pontida e quando Bossi veniva con l'ampolla a Venezia in riva degli Schiavoni Sì. e la signora che metteva ogni anno la bandiera al balcone, vero? Che c'era una Ed signora. erano pullman che non erano pagati e ci si portava il mangiare da casa. E poi mi saluta alla mia Non maniera. il sacchettino che danno molte volte quando ci sono questi. Io ricambio il favore che loro mi fanno venendo qua. Salutami i tuoi ragazzi. Massimo, Alessandra ed Elisabetta Callegari. Come Sì, stanno? Dimmi. questo- Aggiornami. Questi sono i miei tesori. Sono i miei tesori perché La soddisfazione di un è una genitore. soddisfazione, è una soddisfazione anche perché mi danno tante soddisfazioni, quindi sono felicissimo. La più piccola, che per modo di dire è più piccola, è rientrata dopo 2 settimane di ferie, è andata in Giappone. Mamma mia! Da solo in Giappone? No, è andato con altre persone. È andata perché era una cosa che ci teneva tantissimo. Considera che lei è andata all'università, facoltà di lingue, come lingua madre giapponese, insomma. Cioè, è un amante delle lingue orientali e di paesi orientali. Insomma. Questi ultimi minuti io li dedico a Corrado Callegari. Voglio saperne di più sullo stato di salute di Prima il Veneto, movimento indipendentista. Poi mi farai la cortesia di mettermi in contatto con il ministro Castelli, perché vorrei avere il piacere di averlo con noi, magari la prossima volta, che dici? Non Lo porti qua? Non so se viene. Vabbè, lo chiamerò anch'io. Se viene. Allora, prima il io Veneto. penso che possa far piacere a tutti. Perché insomma. prima il Veneto? Prima il Veneto perché era lo slogan con cui abbiamo vinto nel 2010 le elezioni regionali per la prima volta con un presidente che veniva dalla Lega Nord, quella di Bossi. Poi quando per strada ci si è persi, perlomeno a nostro giudizio, su quello che era il percorso e gli obiettivi che ci eravamo posti nella corsa alle regionali, noi ce ne siamo usciti fuori e abbiamo dato vita a un movimento che aveva come nome lo slogan di quella campagna elettorale, appunto prima il Veneto, punto, tra le altre cose. Quindi per rimarcare, ricordare quali erano gli obiettivi del nostro percorso. Di fatto sono tutti quanti stati praticamente dimenticati perché dopo tanti anni di gestione del Veneto, per carità, dal punto di vista amministrativo magari qualcuno non può dire niente, a parte che cominciano a emergere i primi problemi, vedi Pedemontana e altre realtà, ma dal punto di vista politico, che era quello che ci interessava a noi, di avere l'autonomia, ma non solo l'autonomia, ma la gestione totale di tutte le risorse del Veneto in loco, non è stato fatto niente, perché di fatto siamo nel 2025, non abbiamo nessuna materia che è stata trasferita alla regione, i soldi manco per cavolo e quindi di fatto o i veneti per me si svegliano e cominciano a sostenere a gran voce i movimenti come il nostro, perché non dico prima il Veneto, ce ne sono anche altri. Ma dovete unirvi, dovete ma unire noi tutte le forze. Allora, noi ci siamo già uniti a suo tempo, alle ultime regionali, eravamo corsi tutti assieme, 9 movimenti, tra i più grossi erano tutti insieme, ma, tutti insieme eravate? ma l'elettorato non ci ha dato fiducia, in quel momento là c'era la cavalcata brillante del signor Zaia che ha preso il 76%. Ha fatto man bassa e noi siamo Zaia. stati relegati, però io posso dire ai veneti, avete voluto dare questa scelta qua, siete contenti, noi no, comunque di più non possiamo fare. Noi ci siamo perché, come ha detto anche Castelli, lui in Lombardia, noi non molliamo, siamo presenti, siamo nelle piazze, ci saremo alle prossime competizioni elettorali dove riusciamo ad esserci, ma noi non abbiamo ceduto di 1 millimetro rispetto a quello che diceva anche la Anna prima di Marghera che è intervenuta, cioè noi siamo quelli
del 92, insomma. Sì. Ricordo, non so se il senatore Castelli è ancora in linea, ci sta seguendo, io oltre a questa trasmissione ho un'altra rubrichetta, si chiama L'opinione di Enzo Spatalino, vi invito a seguirla, va in onda in prima battuta alle 20:30, alle 8:30 di sera e in replica la mattina alle ore 7. Poi invito il mio amico Corrado Callegari a farmi un po' di pubblicità sul canale 170 del digitale terrestre, mi raccomando. Poi le magliette, c'è il mio sito, per saperne di più sul mio conto consultate www.enzospatalino.tv, la mia storia, da dove vengo, quando sono sbarcato a Venezia, la mia seconda città, l'università, il cavalierato, potete saperne tutto sul mio conto. E poi la mia email, enzo@enzospatalino.tv. Allora io ti ringrazio di cuore Grazie a te, per la Enzo. tua cortese Grazie. disponibilità nei miei confronti. Un saluto e un grazie a tutte queste persone che tu hai detto e quindi una buona serata. Spero che siano stati bene in questa ora e un quarto di compagnia. Sicuramente per merito tuo e per merito del ministro Roberto Castelli, di cui serbo un ricordo meraviglioso. Un forte abbraccio a tutti, se potete seguitemi alle 20:30, l'opinione di Enzo Spatalino. Arrivederci, Saluto domani a tutti, sera. Veneto Libero. Veneto Libero.